Accordo Regione Trenitalia, niente più pendolari di serie B, l'annuncio dell'assessore regionale De Berti, e dal 2024 torna il treno del mare da Verona a Chioggia. Bosco dello Sport di Mestre sarà il palazzetto più caro d'Italia, così il consigliere comunale Marco Gasparinetti, che ha compiuto il raffronto coi costi dei lavori per altri palasport. Oltre 80 pattuglie sequestrate, 110.000 maschere in laguna, i numeri del maxi sequestro della Guardia di Finanza di Venezia in occasione dei controlli di Carnevale in laguna e terraferma. Chiude ai Tolentini a Venezia il primo negozio di souvenir per effetto della delibera antipaccottiglia. Dopo una serie di multe è arrivato il provvedimento di revoca della licenza. Dopo l'incidente mortale in moto a Cadoneghe in cui ha perso la vita Giordano Sanginiti, il 21enne di Mirano, Veneto Strade posiziona un cartello di pericolo Dossi. San Valentino, festa degli innamorati ma anche dell'amicizia tra fiori, cioccolatini e cene romantiche. 70 euro il budget di mestrini e veneziani per i regali, secondo i dati di Confesercenti. Dopo il nuovo coach all'Umana Reyer arriva anche un nuovo giocatore. Si tratta di Kendrick Ray, guardia statunitense, presentato al Palasport Taliercio, giocherà col numero 3. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare dunque il nostro sondaggio di questa giornata che vi abbiamo lanciato già in mattinata, in serata come sempre i risultati in diretta a Ring. Zelensky, ha ragione Berlusconi, secondo voi? Andava trattato il leader ucraino, come ha detto il presidente di Forza Italia? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. I risultati poi come sempre nel corso della prima serata dedicata alla politica. Ora parliamo delle 3 linee ferroviarie più critiche del Veneto da oggi affidate a Trenitalia. Niente più pendolari di serie B, l'annuncio dell'assessore regionale De Berti oggi a Palazzo Balbi. È sempre stato il mio cruccio in questi 7 anni, l'ho sempre detto, era una consapevolezza, non l'ho mai nascosto e ho sempre fatto un mia culpa sulla situazione di queste 3 linee. Ci tenevo a dare delle risposte anche per provare i pendolari che in questi anni abbiamo lavorato. Dopo proteste, polemiche e disagi, ora molti pendolari potranno dirsi soddisfatti. Le 3 linee ferroviarie più critiche del Veneto, la Adria-Venezia, la Rovigo-Verona e la Rovigo-Chioggia, entrano a far parte di Trenitalia, una data che l'assessore De Berti definisce storica. Un servizio più confortevole, magari più puntuale. Ovviamente le criticità dell'infrastruttura rimangono, ma anche su quella la Regione è impegnata per lavorare sull'eliminazione dei passaggi a livello, quindi parliamo di treni nuovi, di una migliore comunicazione, di un viaggio più confortevole, la possibilità di trasportare bici, che questo non guasta perché ai pendolari questo serve molto, con l'inserimento anche di nuovi servizi che sono il treno a mare e il Chioggia Line, che abbiamo soprannominato Chioggia Line, e il Delta Po Link, che è un collegamento intermodale ferro-gomma con il Delta del Po per gli appassionati della bicicletta. L'azienda si è aggiudicata il bando europeo per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, finora gestito da sistemi territoriali, per i prossimi 10 anni, con la possibilità di una proroga per altri 5 e con un rinnovamento della flotta. Già da settembre, quando iniziamo col servizio di Trenitalia, metteremo dei minuetti per dare immediatamente un'immagine differente, un servizio, un comfort differente ai nostri passeggeri, ma poi arriveranno nel 2024 7 nuovi POP e 2 nuovi treni ibridi di Stadler. Quindi ecco, decisamente cambia faccia, cambia volto la flotta. D'ora in poi dunque in Veneto ci saranno solo pendolari di serie A. Nel 2022 ci viene riconosciuta a Trenitalia di essere riuscita a migliorare molto la situazione in Veneto, e questa attenzione non ce lo dice solo la Regione, ma ce lo dicono poi i passeggeri, che sono la cosa più importante per me. Quindi noi abbiamo il 96% dei passeggeri molto soddisfatto del servizio di Trenitalia, che è uno dei valori più alti che abbiamo in Italia, in Veneto. Si infiamma in comune invece il dibattito sul Bosco dello Sport di Tessera. Per il consigliere di opposizione Gasparinetti, il più caro d'Italia. Dal punto di vista del contribuente, questo sarà il palasport più caro della storia italiana. In altre città si realizzano nuovi palasport o si ristrutturano quelli esistenti, ma
a costo zero per il comune, perché se ne occupano i privati. Faccio gli esempi di Milano, Genova e Bologna. Non è ancora stato costruito, ma il nuovo palazzetto dello sport di Venezia vanta già il record di essere il più caro d'Italia, secondo Marco Gasparinetti, che assieme al gruppo Terreacqua 2020 ha compiuto il raffronto con i costi dei lavori per altri palasport nel resto d'Italia. Non solo con 107 milioni di euro Venezia è in testa alla classifica in termini assoluti, ma è anche l'unico comune in cui le spese di costruzione o restauro sono interamente a carico della collettività. I comuni di Bologna, Milano e Genova, ad esempio, non spenderanno un euro. Venezia paga pantalon nel senso generale, perché sono fondi statali ed è un mutuo a carico del bilancio comunale, in più c'è il PNRR, ma sono comunque 107 milioni di euro solo per il palasport e il totale del bosco dello sport sono 308 milioni di euro. Ecco, la domanda che molti si fanno a Venezia è quante case avremmo potuto costruire o ristrutturare con 308 milioni di euro. Gasparinetti si chiede anche a cosa serva un terzo stadio da calcio a Venezia e che fine faranno lo stadio Penzo e il Baracca, così come cosa ne sarà del palasport a Taliercio, che è di proprietà comunale e ha dei costi di gestione. Noi ci siamo mangiati tutto l'avanzo di bilancio accumulato negli anni precedenti, di cui la Giunta andava giustamente orgogliosa, per realizzare questa grande opera. In questo momento il Comune sta contraendo dei debiti, per quanto tempo continueremo a pagare? Ecco, questo è un dato interessante perché pagheremo per 29 anni, quindi questo mutuo graverà anche sulle spalle delle prossime giunte, dei prossimi sindaci e con dei tassi di interesse che purtroppo sono in rialzo. E una delle domande che abbiamo fatto in commissione ieri è stata proprio questa: cosa ci costerà il mutuo? Perché quando si parla di 308 milioni di euro non si considerano gli interessi sul mutuo che dovremo pagare. È pronta la replica del vice sindaco Tomaello che difende dalle polemiche questo progetto. Io penso che sia un'assunzione di responsabilità quella di costruire impianti sportivi adeguati al nome di Venezia, in maniera che poi anche privati o comunque chi vuole venire a investire nello sport, ma non solo nello sport, anche nella cultura e nel divertimento più in generale, possa trovare a Venezia strutture adeguate. Costruire il bosco dello sport è un'assunzione di responsabilità del Comune non solo verso i cittadini che un domani ne utilizzeranno le strutture, ma anche di chi un giorno vorrà investire in questo settore a Venezia. Il vice sindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello risponde così a Marco Gasparinetti, che ha osservato come, a differenza di altre città italiane, i costi di questo genere d'opera a Tessera siano interamente a carico del pubblico. Con 16.000 spettatori, per quanto riguarda lo stadio, si possono giocare tutte le partite di Coppa europee, di campionato, tranne naturalmente le grandi partite dei campionati europei o nazionali delle squadre appunto nazionali. Per il palazzetto lo stesso, un palazzetto che ti permette di fare Coppe europee, ma soprattutto ti permette di fare i grandi concerti, i grandi eventi come insomma si fanno già in altre grandi città italiane, penso a Milano e penso a Roma. Mentre in Comune si dibatte l'accordo di programma del Bosco dello Sport di Tessera, su Cafarsetti si è abbattuto un aumento della spesa dei lavori di costruzione stimato dall'assessore al bilancio Michele Zuin in ulteriori 24 milioni e 762 mila euro. I costi sono aumentati come sono aumentati tutti i costi purtroppo delle opere che stanno vedendo luce in questi anni, ma il governo, ancora il governo Draghi, aveva stanziato un fondo apposito per aiutare i comuni vincitori di bandi PNR per continuare a progettare e continuare a fare i lavori. Quindi insomma su questo governo ci viene incontro, ma è una norma naturalmente nazionale che va incontro a tutti i progetti PNR che sono stati finanziati. Ora parliamo del Carnevale, perché in occasione dei festeggiamenti la Guardia di Finanza ha avviato una serie di controlli per contrastare gli illeciti più frequenti. Oltre 110.000 articoli sequestrati tra maschere e accessori di carnevale, venduti in negozi e ambulanti situati in posizioni strategiche per il passaggio del flusso di turisti e 9 persone segnalate. È il bilancio della prima settimana di attività di controlli dei militari del primo e secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, affiancati dai Baschi Verdi, per contrastare i fenomeni illeciti connessi all'affluenza di turisti. In campo oltre 80 pattuglie sia in centro storico che nell'area mestrina, che hanno permesso di individuare violazioni della normativa a tutela del Made in Italy, a salvaguardia delle tradizioni di artigianalità del territorio riconosciute in tutto il mondo, sia in materia di sicurezza dei prodotti a tutela invece dei consumatori.
Si tratta in parte di prodotti senza etichettatura e in parte di maschere di carnevale simili a quelle dell'arte veneziana ma con falsa indicazione del Made in Italy, pur essendo di provenienza extra Unione Europea, importati dall'Albania. Infine, dopo un intervento simultaneo in 6 negozi veneziani riconducibili a 3 persone, poi denunciate, sono stati sequestrati oltre 2.000 accessori di abbigliamento risultati contraffatti. Il Comune di Venezia ha disposto la chiusura definitiva di un negozio di souvenir più volte sanzionato in base alla delibera antipacottiglia. Questa saracinesca abbassata in Salizzada San Pantalon nel sestiere di Santa Croce è diversa dalle altre. Dopo 7 sanzioni spalmate in 3 anni, all'8ª infrazione il Comune di Venezia ha disposto la revoca definitiva dell'attività. È la prima volta che viene chiusa un'attività, abbiamo dato una stretta. Diciamo che io sto puntando, come insieme con l'amministrazione, a far sì che non ci sia più quel giochetto dell'apri e chiudi, delle attività che facevano concorrenza sleale con chi rispetta le regole, con chi paga le tasse, con chi vuole vivere a Venezia nella maniera corretta. Ora, in base alla delibera antipacottiglia, nessuno potrà più riaprire vendendo la merce di prima, articoli vari principalmente rivolti ai turisti. Si potrà aprire solo e esclusivamente rispetto dei codici Ateco ben precisi, attività rivolte alla cittadinanza, e poi alta gamma, nel senso per quanto riguarda il vestiario, e soprattutto la cosa importante, l'artigianato riconosciuto dalla Regione Veneto. Il negozio era già stato oggetto di 3 verbali nel 2019, 2 nel 2021 e 2 nel 2022, anche con una chiusura per 15 giorni. All'8ª sanzione per violazione dell'articolo 38 del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, che vieta l'esposizione della merce al di fuori delle vetrine, appese o occupando suolo pubblico, è arrivata la chiusura definitiva. Ci sono altre attività che sono a rischio e oltretutto ci sono attività che hanno aperto comunque senza chiedere al Comune la possibilità di verificare la loro attività se era regolare in base alla nuova antipacottiglia, e le attività sono sott'occhio da parte dell'amministrazione. Molto probabilmente qualcuna chiuderà. Ora torniamo alla cronaca col grave incidente stradale che si è verificato questa mattina a Scorzè. Scontro frontale tra 2 auto questa mattina poco prima delle 7 in via Crosarona a Scorzè. Violento l'impatto e dalle gravi conseguenze, con un bilancio di 2 feriti ora ricoverati all'ospedale. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause dello scontro. Sul posto, subito dopo il frontale, i vigili del fuoco che, dopo aver soccorso i feriti e averli affidati agli operatori del 118, hanno rimesso la strada e i mezzi in sicurezza. Operazioni terminate poco dopo le 8 del mattino, con la strada riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. E dopo l'incidente mortale in moto a Cadoneghe, Veneto Strade ha posizionato un cartello stradale di pericolo Dossi poco prima del punto dove è caduto Giordano Sanginiti, il 21enne di Mirano, lo ricorderete, lo scorso 4 febbraio. Attenzione, buche tra 1 chilometro. Veneto Strade ha posizionato un cartello di avvertimento lungo la strada regionale 308 prima dell'uscita per Bragni Bagnoli per avvisare per tempo gli automobilisti della presenza di avvallamenti sull'asfalto nel tratto tra Cadoneghe e Campodarsego, dove sabato 4 febbraio il giovane milanese Giordano Sanginiti è morto a soli 21 anni. Lo studente ha perso il controllo della sua moto Guzzi proprio a causa di una profonda buca sull'asfalto. Per la famiglia del giovane l'installazione del segnale ad hoc è un'indiretta missione di responsabilità di Veneto Strade. La segnalazione è un passo in avanti, ma la strada va sistemata. La Procura di Padova ha aperto un procedimento penale, per ora contro ignoti. La famiglia auspica che possa essere disposta anche una perizia cinematica per far piena luce sull'esatta dinamica dell'incidente mortale. Controllo di vicinato a Jesolo, a breve la firma del protocollo con la prefettura, nuovo passo dell'amministrazione per l'avvio del servizio. Il sindaco De Zotti dice non saranno ronde ma occhi al servizio delle forze dell'ordine. Il protocollo prevede che le amministrazioni comunali, col coinvolgimento delle polizie locali, si impegnino a promuovere l'attuazione del progetto con i cittadini che svolgeranno attività di mera osservazione, segnalando fatti attinenti alla sicurezza urbana e il degrado sociale attraverso i propri coordinatori alle forze dell'ordine.
Ora parliamo di San Valentino, festa degli innamorati ma anche dell'amicizia, fiori, cioccolatini, cene romantiche, 70 euro il budget di mestrini e veneziani. È una festa di sentimento importante, soprattutto per le persone che si vogliono bene. Che giornata è quella di oggi? Bella. Da single, quindi niente. Sicuramente è la festa dell'amore, poi dopo ognuno la vive come crede. Per me basta una rosa, 2 cioccolatini e questo è il pensiero. Non è oggi che si dimostra l'amore, cioè sì, anche oggi se uno vuole, ma tutti i giorni. San Valentino tra fiori, cioccolatini e ristoranti all'insegna della tradizione. Non soltanto l'amore di coppia, ma l'amore veramente per le persone che ami. Se l'hai regalato da sola? No, a mio marito e mia figlia. San Valentino anche per se stessi, uno può anche farsi un pensierino, un regalo. Sì, infatti vado con una mia amica a mangiare fuori per consolarci. Per mia moglie ovviamente. E la moglie le regalerà qualcosa per San Valentino? Non so, non importa, basta il pensiero. Cenetta tra io e mia moglie, tranquilli, da soli. Secondo Confesercenti, la spesa media per veneziani e mestrini, in linea con quella nazionale, si attesta su un massimo di 70 euro a persona, con una ripresa del 35% rispetto al 2019. Tutti suoi per la sua ragazza. Per la mia ragazza, sì. Che bravo, e quindi tanti baci. E dopo che cosa si organizza per questa giornata? Una cena stasera e basta. Stime e previsioni a parte, oltre galanterie e mode del momento, c'è poi chi esce dal coro. Per scelta? Sì, c'è il fiorellino, il cioccolatino, tutto come da programma. Niente di nuovo sotto il sole, insomma. No, siamo anzianetti, quindi tutto prosegue secondo i canoni di giornalieri. Per un bacino. Ma nell'intimità. O per necessità. Vado in letto presto perché ho 90 anni. Mi basta 90 anni. E la signora non... E la signora sta vicino a me perché è mia moglie. E dormiamo tutti e due. Dagli Stati Uniti a Venezia, appositamente per vivere la magia del carnevale con i suoi galà e le sue sorprese in maschera. Da New York e Houston direttamente a Venezia per respirare, toccare, assaporare, assistere e vivere in prima persona l'atmosfera del Carnevale 2023 con le sue feste esclusive tra balli e costumi in maschera. Come mai siamo qui? Siamo qui a festeggiare. Questa è la mia prima volta qui in Carnevale, è la sua seconda. Essendo americana siamo molto emozionate. È proprio, c'è tipo una magia nell'aria. È una Venezia irresistibile e irrinunciabile che con il suo carnevale seduce, cattura e in una sola parola ti fa innamorare. E quindi per noi l'idea di carnevale è solo a Venezia. Al galà, se c'è lui, si è certi di essere nel posto giusto al momento giusto. Il principe Maurice a Venezia è un'istituzione. Regista e direttore artistico è da sempre tra le icone del Carnevale di Venezia, oltre che maestro di cerimonia. È un mondo immaginifico meraviglioso quello del Carnevale e in particolare quest'anno nelle mie corde perché è dedicato ai segni ma anche ai sins, ai peccati. Quindi il mio Casanova che propone nel suo cervello che è una gabbia queste stampe erotiche del Settecento ci sta, ma quando si balla è meglio avere un po' di ciuffo. Mood si dice in inglese, che tradotto significa stato d'animo, umore, ispirazione, l'atteggiamento giusto nel nome della versatilità. Mi sento bene, è tutto eccezionale, come ha detto lei prima, per noi stare qui per il Carnevale è incredibile. Il Carnevale di Venezia dà la possibilità alle persone di essere protagoniste e la città è il più grande e bel teatro veramente dell'universo. Per cui enjoy your role in the carnival.
In chiusura una notizia di sport, un nuovo coach e ora anche un nuovo giocatore all'Umana Reyer. Si tratta di Kendrick Ray, presentato al Taliercio, giocherà col numero 3, non vedo l'ora di scendere in campo con questi colori, sono state le sue prime dichiarazioni, sono entusiasta, definendomi come giocatore posso senz'altro dire di essere un realizzatore, ma una parte sottovalutata del mio gioco è la difesa, so mettere in campo tanta energia per fermare il mio avversario. È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco come sempre l'edizione di Treviso e adesso andiamo a vedere che tempo farà domani. Una buona serata, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Alta pressione ad oltranza, prosegue la lunga fase stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 15 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, sulla pianura e nelle valli prealpine possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e nuova formazione di sera, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, cielo in prevalenza sereno anche qui, non si escludono delle parentesi un po' più nuvolose in giornata, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno a -1-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.